...270 minuti possono dire tantissimo su una lotta a salvezza molto aperta fino all'ultimo. Vietato sbagliare, amici di Sportisti. Ciao da Salvo Giracci, benvenuti dal Santissima Trinità e Giraci Oratorio Marineo, giornata numero 28 del girone A di eccellenza siciliana. Sembravano salve, in realtà no. Il Giraci sta giocando con il fuoco per tutto il girone di ritorno, una sola vittoria, quella di gennaio con l'Accademia Trapani, diretta concorrente assieme al Casteldazzo al confine della zona playout. Dall'altra parte il Marineo poco più sopra, ma non tranquillo, perché la rosa si sta accorciando sempre di più. Servono 3 punti per entrambe per conquistare un altro campionato di eccellenza l'anno prossimo. Le scelte dei due allenatori tra poco le andremo a denunciare, a raccontare. Prima il minuto di silenzio e poi si partirà con Giraci Oratorio Marineo. Applauso dei tifosi arrivati qui alla Santissima Trinità di Geraci Siculo. Siamo nel borgo delle Madonie. Minuto di silenzio rispettato per commemorare le vittime dell'incidente avvenuto presso la centrale idroelettrica di Subiana nei giorni scorsi. Geraci in maglia blaugrana, Oratorio Marineo in maglia biancorossa. Mirto non vuole rischiare Reghini in difesa, diffidato. Al suo posto c'è il ritorno da titolare per Ogbonda con Coco, braccetto a sinistra. Anche il capitano di oggi sulla fascia, sempre da quel lato, gioca Diego Fernandez alla seconda da titolare. Pane bianco è alla seconda giornata di squalifica da scontare sulle 3 totali. In attacco Ferruzza ancora preferito a Guadagnoli. Dunque Barbagallo in porta, Lopizzo, Ogbonda e Coco in difesa. Albanese, De Morra, Scalisi e Gonzales assieme a Diego Fernandez a centrocampo. Ferruzza e Fernandez in attacco, a disposizione Dragone per la porta, poi Reghini, Romero, Mannina, Tripiano, Pineschi, Guadagnoli e Giovagnoli. Vinieri invece torna alla difesa 4, sperimentato quella 3 nell'eroico pareggio per 1-1 contro la Pro Favara. Prestigiacomo recupera dopo essere uscito per infortunio settimana scorsa. Manca però Capitan Maggio, che si è fatto espellere nei minuti del recupero oltre il 90esimo. Qui occhio alla parata da parte di Passaro, che manda in angolo questo lancio lungo del Geraci. C'è anche Zerillo infortunato nel Marineo. In attacco a sinistra Cefuschi, titolare dopo un mese, e allora Passaro in porta, poco fa protagonista. In difesa
da destra verso sinistra, Mantegna, lo porto Salvo Di Peri, il classe 88 e Prestigiacomo a centrocampo, Nunes Correia, Sanna Sardo e Morana, in attacco D'Agostino, Senè e Fuschi. Seguiamo prima questo calcio d'angolo per il Geraci, poi la panchina del Marineo, cross in mezzo, secondo palo. Il pallone è messo ancora una volta fuori, altro angolo, ci ha pensato Loporto. Biancorossi che hanno in panchina Amodeo, Antonino Di Peri, Salvo Di Peri, il classe 2002 che chiameremo Di Peri Junior per distinguerlo dal capitano biancorosso di oggi, poi Di Maria e Lovico. Non c'è il portiere di riserva, occhio a Fernandez che ha avuto l'assenza per colpirla di testa. Ferruzza, tiro respinto ancora dalla difesa del Marineo. Ci prova la squadra di Gaetano Mirto che ha iniziato bene questa partita. Pallone in profondità, la prende Passaro in due tempi. Azione che finisce qui con la presa da parte di Francesco Passaro, portiere ormai diventato titolare di questa squadra dopo la partenza di Santiago Sendin già dalla scorsa settimana. Nella classe 2004 si è preso il posto tra i pali della squadra del comune di Marineo, più vicino alla città di Palermo. Geraci sicuro è più lontana, inserita nel borgo delle Madonie. Battuta la rimessa laterale, Fernandez è suo, quel pallone non arriva. Ancora lotta, il portoghese recupera però il Marineo. Pallone servito nella zona di Prestigiacomo che si va a prendere la rimessa laterale. Quarto minuto, Geraci subito pericoloso. Non sembrava finirla qui la squadra di Mirto. Gonzales trova forse un colpo con il braccio da parte di Mantegna, si continua per l'arbitro. Pressione sull'avanzato da parte di Ferruzza. Pallone sul fondo, l'arbitro della partita è Giuseppe Russo di Acireale, assistito da Francesco Di Venti di Enna e Francesco Casisa della sezione di Palermo. Marineo, come abbiamo detto, senza il portiere di riserva e tra l'altro senza la maglia da portiere, infatti Passaro sta vestendo una casacca arancione, sotto ha un completo blu. Pallone dietro di Giacomo D'Agostino, l'ex della partita. Risponde però il Geraci di testa Ogbonda verso la zona di Gonzales, la prende prima di lui Nunes Correia. Prestigiacomo, tutto ok per lui, uscito al 26esimo settimana scorsa contro la Pro Favara. Ha dovuto lasciare spazio ad Amodeo. Tutto ok per Prestigiacomo, situazione ristabilita. Cross basso di Gonzales, allontana la difesa del Marineo, costretta a chiudersi subito. Questo inizio di match, Fernandez, il tocco, non trova Ferruzza, pallone su Passaro. 28esima giornata del girone A di eccellenza siciliana che si è aperta ieri con due anticipi, il 4-3 del Castellammare contro il Fulgatore, c'è stato anche il 3-3 tra Athletic Palermo e Folgore Castelvetrano. Oggi alle ore 15 è iniziata Mazzara 46 Aspra, risultato sull'1-1. Siamo nel corso del secondo tempo, l'Aspra si era portato in vantaggio con Barbera, poi è arrivato il pareggio della squadra trapanese di casa con Perrone. Alle 16 invece, oltre a Geraci Marineo, sono iniziate Don Carlo Misimeri Mazzara, Nissa Super Giovane Castelbuono. La Nissa manca un punto per vincere il campionato e salire in Serie D.
ritornarci dopo 11 anni dall'ultima volta. Completano il quadro Accademia Trapani Unitas Sciacca e Pro Favara Casteldaccia. Queste ultime due partite interessano sia Geraci che Marineo nella corsa alla salvezza, anche se sulla carta sono match difficili per Accademia e Casteldaccia. Lopizio prende lui il pallone, lo fa passare tra le linee, passaggio di Ferruzza per De Morra. Fernandez in posizione regolare, diagonale basso, si distende Passaro. Altra chance per il Geraci con Marcio Fernandez, oggi è tornato titolare, partito dalla panchina settimana scorsa al comunale di Bagheria in casa dell'Aspra. È finita 2-2 per il Geraci. Il gol di Gonzales dopo soli 5 minuti, la rimonta compiuta dalla doppietta di Barbera, un gol su calcio di rigore. Poi Ferruzza ha messo i conti sul 2-2 nel secondo tempo. L'uomo più in forma in casa Geraci, Diego Ferruzza, classe 2004, confermato ancora una volta dal primo minuto da Gaetano Mirto, con Guadagnali che parte dalla panchina. Marino invece, come abbiamo detto, un po' ha pareggiato in casa contro la Pro Favara. De Morra da fuori, tiro ribattuto da Di Peri. Marino si era portato in vantaggio con Sene, ha risposto il pareggio di Vizzini. Tutto dentro la prima mezz'ora. Marino che è rimasto in 10 praticamente per gli ultimi secondi con l'espulsione di Maggio. Coco oggi sulla fascia da capitano, c'è il suo braccio. Il capitano sarebbe Pane Bianco, oggi è ancora fuori per squalifica, tornerà per l'ultima giornata quando il Geraci ospiterà proprio qui alla Trinità l'Unitas Sciacca. Sarà l'ultima giornata della regular season. Pane Bianco che a sua volta da capitano sostituisce Niasci, chi potrebbe giocare proprio la sfida con lo Sciacca, tornando dopo l'infortunio al crociato. Oggi sente anche Balsano, anche lui sta recuperando. Selena parte il classe 2006. Di Morra avanza il Geraci al limite dell'area, triplo rimpallo, il pallone arriva da Albanese, servito Ferruzza, ha chiamato il tiro da parte dei tifosi, pallone largo. Un'altra chance che si aggiunge per il Geraci da parte di Diego Ferruzza, attaccante arrivato a campionato in corso, ultima esperienza prima di arrivare qui al Sant'Agata in Serie D, terza serie in Serie C. Ci ha debuttato con la maglia della Gelbison, è anche un ex Troina dopo essere cresciuto nei settori giovanili di Buon Pastore e Palermo. Gonzales allarga per Diego Fernandez, è entrato molto bene contro l'Aspra settimana scorsa. Adesso De Morra, pallone allargato per Albanese, troppo, finisce fuori. Sarà rimessa laterale per il Marineo con Riccardo Prestigiacomo, anche lui è un ex del settore giovanile del Palermo, oltre che del Calcio Sicilia. Diego Fernandez allarga tutto Scalisi in fascia da Albanese. Lopizio, Scalisi di prima, De Morra lascia passare
nonostante la pressione avversaria. Pallone ripreso da Sannasardo, la scivolata di Antonio Lopizzo che manda il pallone in tribuna. Buono l'atteggiamento del Geraci Marineo, che forse anche per scelta sua sta un po' dietro. Adesso è in gioco il pallone per la squadra di Vigneri. Ferruzza, colpo di testa all'indietro, rischioso per la difesa biancorossa. Pallone ripreso da Sannasardo, poi il lancio lungo verso Damei Sene, impreciso. Marineo si è affidato molto sulle doti del senegalese, classe 98 in attacco, 4 gol in 8 presenze da quando è arrivato in Sicilia. Prima di questo trasferimento ha giocato in promozione, ma in Abruzzo. Con le maglie di Penne e Virtus Cupello. Calcio di punizione fischiato al Geraci. Subito battuto Gonzales, vede l'avanzata di Scalisi che però non va fino in fondo. Allora pallone per Fuschi, rimontato da Diego Fernandez. Gonzales in verticale verso Ferruzza che chiede più calma al compagno. Non si capiscono i due, si riparte da Francesco Passero. Di testa Ferruzza non c'è però nessuno dal momento in cui si gira con la testa. Di testa la colpisce Coco, c'è però il fischio dell'arbitro. Si riparte completamente con un calcio di punizione battuto da Barbagallo. Scalisi ha trovato Fernandez, c'è Sannasardo in mezzo. Albanese 1-2 con De Morra, il recupero di Nunes Correia, c'è anche il fallo commesso dal Geraci. Entrambe le squadre vogliono tornare alla vittoria. Il Geraci non vince da 10 partite, il Marineo da 3. Sannasardo, Di Perrier, il lancio lungo di Loporto direttamente su Barbagallo. Lui che rispetto a Passero ha qualche esperienza in più nel campionato di eccellenza con la maglia dell'Aquila, anche in questo caso in Abruzzo. Ha giocato anche con le maglie di Giarre e Caricati. Scalisi la manda avanti Ferruzza, gioca quasi a memoria con Fernandez, allontana Presti Giacomo, svirgola il pallone. L'importante è che per lui sia il più lontano possibile. Gli attaccanti del Geraci che hanno giocato rapidamente al limite. Calcio da fuori Scalisi, cerca di colpirla di testa Ferruzza, Albanese la alza e se Passaro ti dà vuoto e
fallo sul portiere commesso da Ferruzza, che chiede spiegazioni all'arbitro. Fortunato il portiere del Marineo, che non era riuscito a quantomeno smanacciare quel pallone. Sbaglia il servizio Diego Fernandez. Allora pallone largo per D'Agostino. Punta gli avversari, chiusura di Lopizzo e non è calcio d'angolo. Fermato l'ex della partita Giacomo D'Agostino. Lui a Geraci ci ha giocato l'anno scorso nella prima parte di stagione in promozione. 9 presenze e un gol in quel girone B, poi vinto dai Blaugrana, sempre con Mirto in panchina. Diego Fernandez allarga per Ferruzza, punta, è costretto un po' a rifare tutto da capo Diego Fernandez. Ferruzza si è reinserito, stava per ricevere quel pallone che stava per essere passato. Adesso Gonzales traversano in mezzo, diventa un tiro centrale per Passaro. Con l'Aspra Gonzales ha trovato il suo secondo gol in campionato e anche con la maglia della Geraci. Dopo quello a Sciacca nell'ultima del girone d'andata. Di Peri chiede a Prestigiacomo di avvicinarsi. Di Peri poi preferisce ricominciare da Passaro e allora fascia destra con il lancio in profondità verso Sene. La prende Ogbonda. Geraci che si stava scoprendo, stava per essere sorpreso. Prestigiacomo, Sene a terra, c'è il fallo di Scalisi, calcio di punizione. Alla battuta Nelzio Nunes Correia. Il suo mancino in mezzo, allontana Lopizzo, risponde Morana. Tutto per il portiere delle Geraci. Pallone in avanti. Come al solito l'azione si perde dopo un po'. Anche se il Geraci ha trovato comunque il modo per calciare anche verso lo specchio della porta in questi primi 20 minuti. D'Agostino salta più in alto Ogbonda. Scalisi la riprende Sene. Viene bloccato però da Coco, poi De Morra, Fernandez. L'intervento falloso di Morana. Arbitro al momento non ha estratto cartellini gialli. Albanese. C'è De Morra. Si accentra. Passaggio per Fernandez che la voleva più sui piedi. Non larga. Tant'è che l'attaccante è restato su quella mattonella. Il rinvio di Passaro. La prende Sene, la prende invece Lopizzo, molto presente
anche nel portare il pallone, lancio lungo per Ferruzza, la prende, non la colpisce di testa, poi calcia, tiro respinto da Di Peri. Prova a lottare anche con il fisico, la riprende De Morra, il cross basso, ancora Di Peri per farla arrivare a Prestigiacomo, lancio lungo nel terzino del Marineo, il pallone attraversa la zona di Albanese, poi Ogbonna dietro a Barbagallo rischiando un po'. Serie di indicazioni da parte di Giuseppe Vigneri al Marineo da bordo campo, l'aggancio di Albanese, cross in mezzo, non c'è nessuno, Fernandez è andato ad attaccare più il primo palo. Scalisi mette giù Albanese, cross d'esterno in mezzo, cerca Ferruzza, pallone allontanato, De Morra calcia su Sanna Sardo. Scalisi da indicazione Lopizio che sterza verso il lato mancino. Giracci costruisce un'altra azione, Ogbonna la prende prima di Sene e poi la lancia per Passaro. Scalisi, Gonzales la aggancia perfettamente, ne approfitta un po' Sanna Sardo, ancora Lopizio perde il duello, Sanna Sardo la prende lui, passaggio troppo su D'Agostino che non ha modo di controllarla e allora Fernandez fa ripartire Gonzales. Ritmi abbastanza interessanti perché ci si gioca tanto questo pomeriggio. Gonzales cerca una soluzione, poi si ferma, va dietro. Scalisi, Coco. Lopizio sale palla al piede, solito lancio morbido di Peri, risponde di testa, rimontato Sanna Sardo, c'era Gonzales, la riprende comunque il Marineo, prova ad andare tra le linee Fuschi, si riparte da Nunes Correia, Prestigiacomo, D'Agostino a terra, fallo. Respira così la squadra ospite, conquistando questi calci di punizione. C'è il gol della Pro Favara con Lupo contro il Casteldaccia, dunque Pro Favara 1, Casteldaccia 0. Pallone morbido, risponde di testa Albanese, Scalisi con il sombrero, poi Fernandez allarga. De Morra, c'è il tocco con la mano di Morana. Abbastanza larga con cui ha toccato il pallone. Sono passato ormai la metà del primo tempo con il Giracci che vuole trovare il gol del vantaggio, ancora nessuna chance per l'oratorio marineo. Sanna Sardo non si libera di Scalisi, poi la scivolata di Nunes Correia, c'è fallo su Coco. De Morra chiede un po' di calma. Lopizio, pallone allargato da parte di Ferruzza, Albanese forse si era allungato un po' troppo. De Morra sbaglia il passaggio, la regala agli avversari. Morana, sterzata, fallo di De Morra. L'andata finì 1-1 alla Biagio Conte.
tra queste due squadre segnò Capitan Maggi su calcio di punizione per il Marineo. Per il Geraci rispose Agustin Bonamaisen, che dopo l'infortunio si è svincolato. Perdita importante questa per il Geraci nel corso del girone di ritorno. Gonzales, anzi capisce con Diego Fernandez, proprio sotto gli occhi di Gaetano Mirto. C'è il gol della Nissa contro la super giovane Castelbuono con Agudiak. Nissa 1, Castelbuono 0. Nissa in questo momento aritmeticamente in Serie D. Tutto ok su D'Agostino, il Geraci si riprende il pallone, lancia di Gonzales per Fernandez, si mette davanti a lui Mantegna, lo pressa fino all'ultimo. L'attaccante del Geraci si prende la rimessa laterale. Il cross in mezzo diretto su Prestigiacomo, la riprende De Morra con il petto Albanese. Passaggio corto, tanti ripalli in quella zona. Albanese la salva con il tacco, De Morra a terra. Alla metà del fallo non è stato così. D'Agostino sale il Marineo in contropiede. Il passaggio in verticale, Ogbonda prima di Sené. C'è però la spinta da parte di Sené. L'intervento, c'è il cartellino giallo per l'attaccante del Marineo. Primo cartellino estratto dall'arbitro in questa partita. C'è il vantaggio anche da parte del Misilmeri contro il Mazzara, il gol di Cosentino. Misilmeri 1, Mazzara 0. In questo momento l'Aspra è di nuovo penultima in classifica, dato il pareggio in questo momento con il Mazzara 46, dunque Mazzara 21, Aspra ovviamente 21, Mazzara 20. Geraci e Accademia Trapani salgono a 30, si distaccano di un punto in più dal Casteldaccia, che da qualche minuto è in svantaggio a Favara. Zoppicca leggermente Prince Ogbonda. Le due squadre ne hanno approfittato per fare un piccolo cooling break. Adesso ci siamo. Ogbonda sta bene, tant'è che rientra in campo a riprendersi il centro della difesa blaugrana. Fernandez la vede scendere, duello con Di Peri che ci mette anche la schiena. San Sardo dietro, Prestigiacomo. Lo Piccio risponde di testa, prolunga Gonzales. Fernandez contro Di Peri, commette fallo sul capitano di oggi del Marineo. Centrocampista esperto, oggi nuovamente adattato in difesa. Classe 88, che questa categoria la conosce benissimo. De Morra tra le linee, evita Prestigiacomo, il tiro di De Morra. Passero. Altra conclusione per il Geraci. Ancora Valentino De Morra. Fernandez di testa. Gonzales attende l'arrivo di Diego Fernandez. Sale l'argentino
classe 2003. De Morra, Ferruzza, calcia quasi da fermo con il destro, Passaro ci arriva. Calcio d'angolo per il Giraci. Il tiro di Diego Ferruzza che ha fatto distendere Francesco Passaro. Va De Morra dalla bandierina. Il mancino in mezzo, la presa di Passaro. C'è il raddoppio della Pro Favara contro il Casteldaccia, il gol di Balistreri. Pro Favara 2, Casteldaccia 0. Albanesi sbaglia il servizio, la passa a Nunes Correia. Adesso Sanna Sardo, Albanese in contrasto, Fernandez gliela ridà. Tacco di Albanese, Fernandez si accentra, la toccano sia Nunes Correia che Prestigiacomo. Il cross di Albanese levato via da Di Peri. D'Agostino, pallone regalato praticamente a Barbagallo. C'è solo o quasi una squadra in campo. Ferruzza, tanta fiducia da parte di Mirto nelle ultime settimane a scavalcare le gerarchie in attacco. Pallone in mezzo, proposto, cerca di riprenderselo Ferruzza, commette fallo però su Nunes Correia. L'arbitro poi va a parlare con Murana della decisione di poco fa. Passero. Difesa veramente larga quella del Marineo. Lo porto. Sene ha passato a centrocampo, ancora lo porto, la tocca Scalisi, la prende adesso Barbagallo. De Morra verso la zona di Bartolo Cocco. Con calma il Giraci. Scalisi, Fernandez, pallone a metà, allora ributtato in avanti da Mantegna, di testa Bonda, ancora superiore nel duello aereo con Sene. Lancio profondo di Scalisi su Passaro. Cocco, ferma l'avanzata della Marineo, il movimento senza palla di Valentino De Morra, tunnel su Sanna Sardo, voleva prendersi anche il contrasto, ci è riuscito. Posizione immediatamente battuta dalla Geraci, Gonzales pensa alla conclusione dalla distanza, oltre la traversa. Sempre avanti i Blaugrana che ci provano anche con Gonzales alla seconda stagione con la maglia del Geraci, arrivato l'anno scorso dalla Leonfortesi con cui è salito dalla promozione in eccellenza sempre con Mirto in panchina.
In Italia però è arrivato nel 2020, prima in Calabria al Cassano Sibaris in promozione, poi alla Virtus Ispica in eccellenza nella provincia di Messina. De Morra evita Morana, poi va al contrasto con Prestigiacomo. Morana poi parla con De Morra, quasi faccia a faccia i due, nello scontrarsi duramente, c'è solamente dialogo. De Morra vorrebbe giustizia, viene allontanato anche dai compagni. Prestigiacomo rimane a terra, vorrebbe evitare sicuramente una ricaduta dopo lo stop di settimana scorsa. Tutto ristabilito. Sene di testa, Ponda di testa però all'indietro, Barbagallo. È rimasto però Scalisi a terra, altro stop. Deve intervenire anche la panchina del Geraci. Che ha un numero maggiore di riserve rispetto a quelle del Marineo, soltanto 5 per Vinieri, che potenzialmente possono rappresentare nel secondo tempo i cambi obbligati. Sono giusti. 2 scelte in più invece per Mirto, dato che sono 7 le riserve di movimento. E poi c'è il secondo portiere, Dragone. Si tocca la zona dell'anca sinistra. Mattia Scalisi, anche lui costretto a uscire per qualche secondo. Si riprende a giocare, a far rotolare il pallone sul prato del Santissima Trinità. Un impianto rimodernato all'inizio della scorsa stagione con il rifacimento del manto in erba sintetica. Prima qui si giocava sulla terra battuta. Ferruzza, velocità, stava per trovare Fernandez. Ogbonda, Lopizio, l'attacco di D'Agostino, c'è lui a sinistra, Fuschi invece è a destra, sul fronte d'attacco biancorosso del Marineo. Ancora Ogbonda, stavolta va al lancio lungo verso Diego Fernandez, terzo tempo, commette fallo però l'argentino. Sanna Sardo, Nunes Correia resiste alla prima carica, poi riesce anche ad allargare. Morana scambia con Nunes Correia, si va dietro da Di Peri,
che va lungo, Albanese in anticipo, direttamente su Ferruzza, colpo di testa, Fernandez, controllo, protezione col fisico, si gira anche, tenta la Veronica, ma è praticamente addosso a Nunes Correia, è fortunato il portoghese, Gonzalez allarga per Diego Fernandez, pallone a metà tra un tiro e un cross, è comunque riuscito un po' così, pallone buttato dal Geraci. Numero 3. La rimessa di Presti Giacomo di testa a Sené, c'è però fallo dell'attaccante. Ha colpito l'avversario, secondo l'arbitro non il pallone. Cocco, profondo, di testa Albanese non riesce a colpirla. Ci avviciniamo alla fine del primo tempo, sempre 0-0. Con il Geraci che in un paio di situazioni ha rischiato di passare in vantaggio. De Morra, appoggio morbido per far correre Gonzalez. Ferruzza strattona l'avversario. C'è il fallo da parte sua. Di Peri, Presti Giacomo, Nunes Correia la lascia lì per San Sardo, ancora Presti Giacomo giù da Morana che cambia totalmente il gioco della Marineo. Nunes Correia si ferma, Sené sbaglia ad allargare, colpisce non secondo i suoi desideri il pallone, lancio lungo verso Fernandez, pallone vagante in area di rigore. Di Peri vorrebbe una deviazione per il fallo laterale, il Marineo se la cava un po' a spazzare ma se la riprende il Geraci. De Morra verso Gonzalez, nessun contatto in area di rigore con l'arbitro lì in zona. Avanzata personale di Nunes Correia, poi l'intervento falloso ai danni di Morana. La battuta di San Sardo, gira il suo destro, pallone allontanato di testa, poi il tiro di D'Agostino, il primo del Marineo, fuori. Barbagallo, profondità, ostacolato dal sole Ferruzza, tant'è che si è messo la mano sopra la fronte. Albanese la mantiene in campo, De Morra evita Presti Giacomo che vorrebbe trattenere la maglia dell'avversario con la scivolata di Morana. Ancora De Morra, deviazione in calcio d'angolo per il Geraci.
La battuta di De Morra, pallone in mezzo, Fernandes non la riesce a colpire di testa, Ferruzza la recupera lui, si accentra, tiro ribattuto. D'Agostino suola, incontra De Morra che la riprende, prova a girarla, c'è Sanna Sardo, Coco, passaggio per Gonzales, trova Di Peri, ancora Sanna Sardo, se ne ci pensa il Ponda a riprendersela. De Morra in mezzo a due, Nunes Correia si prende il calcio di punizione, siamo dentro il tempo di recupero, arbitro che lascia giocare, ci sono state diverse interruzioni lungo il corso di questo primo tempo. Potenzialmente si potrebbe andare anche fino al 48esimo. E invece no, finisce adesso il primo tempo, 0-0 tra Geraci e Oratorio Marineo. Geraci vicinissimo al vantaggio, ci hanno provato con più pericolosità De Morra e Ferruzza, è stato Passaro a dire di no soprattutto su Ferruzza. Un pallone indirizzato verso l'angolino, verso il palo più lontano, c'è stata la deviazione del portiere, in quel caso nel calcio d'angolo. Noi ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora per il secondo tempo, sempre live dalla Santissima Trinità. Abbiamo iniziato bene subito, infatti in una bella giocata siamo stati in vantaggio. Poi in una disattenzione nostra abbiamo regalato una punizione al limite, però il giocatore del Castellammare ha tirato una punizione che magari si vede in categorie superiori, quindi bisogna fare i complimenti al giocatore che ha fatto un gran gol. Nel secondo tempo poi devo essere sincero, abbiamo iniziato bene, però diciamo che nel momento migliore nostro abbiamo preso purtroppo questo gol. Però la cosa positiva è che non abbiamo mollato, ci abbiamo creduto assolutamente, perché devo essere sincero, oggi la differenza penso proprio che l'hanno fatta le motivazioni. Castellammare, con tutto il rispetto, è una buonissima squadra, ben organizzata, ben allenata, Mione naturalmente è uno che sa il fatto suo, però dal canto nostro, diciamo, abbiamo avuto, tra virgolette, dico virgolette, un piccolo vantaggio, perché magari loro, sai, hanno già raggiunto il loro obiettivo stagionale. Noi ancora purtroppo lo dobbiamo raggiungere, e lo dobbiamo raggiungere fino alla fine, dando il massimo, buttando il cuore oltre l'ostacolo. E oggi siamo stati bravi proprio nel momento tra virgolette più delicato, ecco, perché non era assolutamente facile rimontare una partita 2-1 a forse 25 minuti dalla fine, e siamo stati bravi a pareggiarla e poi con il calcio di rigore a portare il risultato sul 3-2, e poi devo dire, poi da lì in poi non abbiamo subito, diciamo, non abbiamo subito nessuna palla pericolosa, ecco. Loro hanno iniziato a giocare questa palla, a buttarla dentro, noi ci siamo difesi abbastanza bene e abbiamo amministrato bene e abbiamo portato la partita in porto. Al mio ingresso la situazione mentale, quella gioca sempre a favore di chi subentra all'allenatore, perché i ragazzi vogliono assolutamente tutti quanti mettersi in mostra, anche chi giocava meno, e devo dire che lì ho trovato una squadra veramente preparata, una squadra veramente con grandissima voglia, con grandissimo sacrificio. Infatti alla mia prima panchina siamo andati a vincere a Misilmeri contro un'ottima squadra, poi abbiamo rivinto in casa contro l'Aspra. Poi purtroppo è arrivata una brutta batosta, ma giocavamo contro la prima della classe e ci può stare andare a perdere a Caltanissetta. E poi siamo un po', tra virgolette, ci siamo un po' adagiati, e devo dire che le migliori risposte le stiamo dando adesso fuori casa, perché
sappiamo quello che vogliamo, ci mettiamo lì tutte 11 tenere alla palla, cerchiamo di stare stretti e ripartire, e siamo stati bravi sia nella scorsa trasferta con l'Atletico Palermo e anche oggi. In casa devo dire è vero, abbiamo avuto qualche piccola difficoltà, un po' di sfortuna, ma nel calcio purtroppo lo sappiamo, e poi alla fine la fortuna e la sfortuna dico, penso che si va a compensare. Tempesta sicuramente è un giocatore importante per noi, anche se lui è un under, perché è un 2004, ha avuto il piacere di affacciarsi nel campionato nazionale dilettanti, e oggi non stava al meglio, in settimana aveva preso una botta al ginocchio, quindi era inutile rischiarlo o nemmeno portarlo in panchina, perché non era il caso, non ci avrebbe dato assolutamente niente. Però se lui capisce che può diventare veramente un giocatore importante, a noi di sicuro ne possiamo trarre beneficio e ci può dare una grossa mano, e quindi mi auguro che già dalla prossima settimana di averlo a disposizione al 100%. Parte Tempesta, ma oggi forse è stata l'unica settimana che ho avuto tutta la rosa a disposizione, perché ogni settimana abbiamo avuto delle grosse assenze, tra infortuni, squalifiche. Mi riferisco a Najib, mi riferisco a Simone Guaiano la settimana scorsa, cioè, molte volte abbiamo messo in campo, o meglio anche per arrivare a 20, 3-4 juniores. Oggi, a parte Tempesta, avevo tutta la rosa a disposizione, addirittura qualcuno è rimasto a casa, qualcuno che fa parte della rosa della prima squadra, quindi io mi auguro e spero di avere sempre più abbondanza possibile, che possa essere Tempesta, che possa essere qualsiasi giocatore, perché loro lo sanno. Io voglio che loro tutta la settimana danno il massimo e mi mettano veramente in grossa difficoltà per poi scegliere gli 11, perché poi domenica li devo mandare in campo. Oggi era per noi la prima finale, ne mancano altre 3, ne giocheremo adesso 2 in casa e l'ultima fuori casa. Sappiamo che in queste 3 partite, se ci vogliamo salvare direttamente, dobbiamo fare più punti possibili. È inutile guardare gli altri, guardare gli avversari. Noi intanto prima dobbiamo pensare a noi stessi, cercare di dare il massimo, di fare grandi prestazioni, perché loro lo sanno, facendo una grande prestazione il risultato poi è una conseguenza, e poi magari dopo aver raggiunto la nostra vittoria, poi magari possiamo guardare anche gli altri e fare un po' di conti. Però ripeto, dobbiamo guardare a noi stessi. Io penso che abbiamo tutte le carte in regola per poterci salvare direttamente. Ho avuto tra virgolette una pausa, ma una pausa più che altro perché io, grazie a Dio, ho il mio lavoro che mi tiene abbastanza impegnato, e non ti nego che in questi anni ho avuto diverse proposte da poter allenare. Però il mio lavoro mi tiene stretto naturalmente alla mia città, non posso spostarmi più di tanto, quindi se io riesco a trovare, e tra l'altro non solo a trovare, anche a divertirmi in una società seria, infatti ho sposato questo progetto Accademia perché è una società seria, gente seria che sa fare calcio, e quindi riesco anche nello stesso tempo sia a dedicare tempo al mio lavoro, ma nello stesso tempo a dedicare anche al calcio, che naturalmente è la mia passione, lo faccio da quando ero bambino, e quindi mi diverte tantissimo allenare questi ragazzi e lo faccio col massimo impegno e con il cuore. Prendiamo quello che di buono abbiamo preso, cioè la vittoria, che non era facile, perché perdere 2-1 qua a casa contro il Castellammare e ribaltarla non è assolutamente facile. Guardiamo la prossima, partita dopo partita. Sappiamo che dobbiamo dare l'anima, ogni partita. Noi abbiamo adesso 3 finali e dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Non è stato facile, complimenti a Castellammare, che è veramente una bellissima squadra, una squadra bella compatta. Siamo stati bravi a ribaltarla e prendiamo i 3 punti, che è quello che c'è di buono. Con Simone sta andando discretamente bene, dai. Abbiamo avuto qualche stop, infortunio, che giustamente ci sta, l'età arriva per tutti, però adesso sta andando bene. Siamo concentrati sul nostro obiettivo e sappiamo quello che dobbiamo fare. Tantissimi anni fa, tanti bei ricordi. È sempre stato un campo difficile, qua poche per squadre venivano a vincere, grazie alla società, grazie al mister, e che è veramente una persona preparata e una grandissima persona.
Secondo tempo di Geraci, Oratorio Marineo, 28esima giornata della Girone A di eccellenza siciliana, 0-0 il parziale, con il Geraci che ha avuto quasi il dominio del campo, soprattutto in termini di gioco e occasioni. Ferruzza e De Morra vicini entrambi al vantaggio, poi c'è stata una conclusione di D'Agostino per il Marineo, finita oltre la traversa. Geraci in tenuta blaugrana, Oratorio Marineo in tenuta biancorossa, nessun cambio nel corso dell'intervallo. Geraci con il 3-5-2, Barbagallo in porta, Lopizzo, Ogbonda e Coco in difesa, Albanese, De Morra, Scalisi, Gonzales e Diego Fernandez a centrocampo. In attacco Ferruzza e Fernandez. A disposizione in panchina Dragone per la porta, poi Reghini, Romero, Mannina, Trepiano, Pineschi, Guadagnoli e Giovagnoli. Attacca proprio la squadra di Gaetano Mirto, fermata dal Marineo. Alla fine c'è questo lancio lunghissimo che arriva nella zona di Barbagallo. Marineo che risponde con il 4-3-3 di Giuseppe Vigneri. Passaro in porta, Mantegna, Loporto, Salvo Di Peri, il classe 88 e Presti Giacomo in difesa. A centrocampo Nunes Correia, San Sardo e Morana. In attacco D'Agostino, Sené e Fuschi. Fernandez e Gonzales non si capiscono, nessuno dei due va alla conclusione. Marineo che ha in panchina Amodeo, Antonino Di Peri, Salvo Di Peri, classe 2002, che chiameremo Di Peri Junior per distinguerlo dall'altro. Infine Di Maria e Lovico. Il portiere di riserva non c'è. Ma se è quello della Costituzione è stato un gol. Entrambe le squadre lottano per conquistare la salvezza aritmetica in questo girone di eccellenza. Mancano 3 punti per entrambe sostanzialmente. Una vittoria metterebbe al sicuro almeno un altro anno nella massima categoria regionale. Avanzata in fascia per un Marineo che in questo secondo tempo vorrebbe attaccare, dato che è stato un po' costretto a chiudersi nella propria area nei primi 45 minuti. Mantegna lungo la fascia, adesso non è Scorreglia, dietro l'avanzata voluta da Leoporto, c'è il fallo di Ferruzza, calcio di punizione per gli ospiti, già battuto San Sardo. Passaggio di prima da parte di Morana in fascia. Il Marineo gioca in questo momento. Presti Giacomo, cross trovato in fuorigioco Fuschi. La gente chiede il cartellino giallo, ce n'è stato uno
nel corso del primo tempo a Séné. Lato Marineo. Bonda porta palla, colpisce di testa però Mantegna. Per quanto riguarda i risultati degli altri campi è finita a Mazara del Vallo con il Mazara 46 che ha vinto al 90° contro l'Aspra per 2-1 in rimonta. Misilmeri avanti 1-0 sul Mazara, messa in vantaggio sulla super giovane Castelbuono, sempre con il risultato di 1-0. Vantaggio esterno con Iraci dell'Unitas Sciacca in casa dell'Accademia Trapani. Traversone basso del Geraci qui di Albanese, bloccato da Passaro. Infine la Pro Favara vince 2-0 contro il Casteldaccia. Finta con Mantegna che alla fine serve Di Peri. Possesso palla del Marineo. Nunes Correia, pressato, si va da Giuliano Loporto. Mantegna. Lancio preso da Coco. Scalisi lotta da terra. C'è il grido da parte sua, nulla per l'arbitro Giuseppe Russo di Acireale, assistito oggi da Francesco Di Venti di Enna e Francesco Casisa di Palermo. Si rialza Mattia Scalisi, parla con Sanna Sardo. L'arbitro mette a calmare tutti. Con il dialogo che per fortuna ha prevalso su tutto. Sanna Sardo. Servizio per Morana, chi lancia così D'Agostino, fuori gioco, bandierina alzata. Tra le varie chance per il Geraci, Fernandez ha avuto modo anche di calciare verso la porta, ma centralmente. Inoltre è stato cercato per fargliela colpire di testa, ma non l'ha presa. Fernandez la colpisce, sì, all'indietro, c'è però Mantegna. La rimessa laterale per il Geraci, che per la prima volta all'interno di questo secondo tempo si affaccia verso la porta di Passaro. Il tiro dalla distanza di Scalisi, ancora Fernandez cerca di schiacciarla debolmente sul fondo. Si mette ancora una volta in evidenza Francesco Passaro tra i pali del Marineo. Nel primo tempo su Ferruzza, adesso su Scalisi. La scivolata di Diego Fernandez però consegna tutto a Séné. Nunes Correia nuovamente verso Séné, la prende Ogbonda, riconquista Fuschi e rimessa laterale. Decisamente più in attacco il Marineo in questa ripresa che praticamente in tutto il primo tempo. La rimessa lunga di Mantegna verso l'area di rigore, Séné si gira, è stato commesso però fallo su Coco e allora calcio di punizione, non la prende Fernandez.
un'altra rimessa laterale battuta da Mantegna. Lancio lungo dopo il passaggio di Sené, la prende Lopizio, De Morra ancora dietro per Lopizio, Diego Fernandez, spazio per lui. Gonzalez, scatterato un po' da San Sardo, resiste, Fernandez, cross in mezzo, respinto da Leoporto, rimessa laterale. Fernandez protegge con il fisico, poi rispedisce tutto a Diego Fernandez, il cross oltre la traversa. Era comunque controllata con gli occhi da Passaro questa palla alzata dall'esterno argentino. Cambio nell'oratorio marineo, il primo per Vigneri dentro Di Peri Junior, l'altro Salvo Di Peri, il classe 2002, omonimo sia nel nome che nel cognome con l'espertissimo classe 88. Esce Fuschi. Cambio anche nel Geraci, c'è l'uscita di Gonzalez, al suo posto Giovagnoli, non al meglio delle sue condizioni, ha fatto panchina contro l'Aspra settimana scorsa. Torna a fare minutaggio, vedremo un po' come si muoverà in mezzo al campo. Dunque un cambio per parte, con l'ingresso di Peri Junior per Fuschi nel Marineo. Nel Geraci l'ingresso di Giovagnoli per Gonzalez. Tra l'altro questo stadio porta molto bene a Giovagnoli, dato che i 4 gol che ha realizzato in campionato li ha fatti tutti qui al Santissima Trinità. Fuori gioco, con la bandierina alzata, D'Agostino stava lontando per conquistare il pallone. D'Agostino poi imita il gesto del guardaline in maniera provocatoria. Diego Fernandez cerca di rubare il pallone a Mantegna, vorrebbe la rimessa il giocatore del Geraci, non è così secondo l'arbitro. Sini sponda con il petto verso Nunes Correia, alla fine la presa di Morra, Fernandez in area di rigore destro in mezzo, tripla deviazione, si lamenta un tocco con la mano. Alla fine per l'arbitro il fallo in attacco di Ferruzza. È la seconda volta che si registra una situazione del genere, ovvero traversone in mezzo per il Geraci, nessuno ad attaccare la profondità verso l'area piccola. Fernandez non vede più il pallone, lo prende Prestigiacomo. Ogponda, pallone ripreso da Nunes Correia. Morano, occhio alla squadra di Vigneri che cross in mezzo, pallone allontanato, lo riprende Giovagnoli, il nuovo entrato, vorrebbe la rimessa, perde così il duello con D'Agostino. Geraci riconquista immediatamente, Loporto gira, Prestigiacomo di prima, risponde Lopizio di testa, Prestigiacomo si inserisce nel duello con De Morra che commette fallo, cartellino giallo per la mezzala del Geraci.
battuta la punizione per il Marineo, prova a sfuggire gli avversari di Peri Junior, alla fine esce di Peri Junior, cresciuto nel settore giovanile proprio dell'Oratorio Marineo, giocato anche con la maglia del Misilmeri in eccellenza e del Lascari Cefalù in promozione. Albanese, scambio con De Morra, Coco, porta palla, si guarda intorno, gira da Diego Fernandez, il cross in mezzo verso la rovesciata del Ferruzza, Passaro, enorme chance del Gerazzi che continua ad attaccare. De Morra fino in fondo, traversone debole. Che occasione per la squadra di Mirto, fallo di Diego Fernandez su D'Agostino, c'è il cartellino giallo anche per lui. La battuta della punizione la prende Fernandez, si inserisce tra le linee, ancora Fernandez verso Giovagnoli, chiuso da Di Peri. Diego Fernandez, Marcio Fernandez per Scalisi, morbido, Giovagnoli di testa l'appoggia, Diego Fernandez in mezzo, allontana la difesa del Marineo, poi Fernandez con la deviazione in angolo di Mantegna, il calcio d'angolo per i Blaugrana, battuto corto, Giovagnoli, Mancino che attraversa l'universo in quella zona di campo. Cercato D'Agostino, spazza Diego Fernandez, l'acrobazia di De Morra, ha impegnato prima Passaro, dove è stato Ferruzza. Gioco fermo adesso con il Marineo che riconsegna il pallone al Gerazzi.
Diego Fernandez, D'Agostino, tutto a posto per l'arbitro, porta avanti con la suola, la recupera Coco, Giovagnoli, Fernandez cercato, interrompe Mantegna, allora sale il Marineo dall'altro lato, Nunes Correia, D'Agostino, c'è stato l'intervento di Diego Fernandez, adesso la salita di De Morra, Ferruzza verso il lato mancino, non vede più Fernandez, adesso sì, servito, sola dietro Giovagnoli, Ferruzza, limite, un po' attaccato da Mantegna, il tiro respinto da Loporto, insiste il Geraci, Albanese, cross in mezzo, di testa a intercettare 2 volte la squadra ospite, lo pizza nuovamente da Barbagallo. Okponda, Coco, 25 minuti a disposizione per sbloccarla da una parte e dall'altra, con il Geraci più volte vicino al vantaggio. Fernandez finta, avanza fino in fondo, si ferma, non calcia, poi c'è il tunnel con il tiro, bloccato da Passero, ma poteva concludere anche qualche secondo in anticipo. Attaccante del Geraci, avendo potenzialmente una possibilità in più. Diego Fernandez supera Mantegna, cerca Fernandez con l'Oporto che copre, fallo di Fernandez. È un monologo quello del Geraci, è stato Passaro a dire di no più volte alla squadra di Mirto. Loporto in difesa del Marineo assieme a Di Peri. Questa è la coppia di centrali biancorossa, vedremo se ci sarà qualche modifica con questo cambio che arriva, che però riguarda il centrocampo, perché entra Lovico esce Morana, non cambia nulla dal punto di vista tattico. Secondo cambio per Vigneri, con l'ingresso di Mario Lovico, classe 2005, arrivato dal Gemini in inverno. Cresciuto nel settore giovanile del Misilmeri. Passero con l'attacco di Fernandez, il rinvio lungo del portiere della Marineo finisce fuori. Ancora nessuna novità dagli altri campi, risultati tutti invariati. De Morra sbaglia lo stop, poi il pallone finisce
sopra la tribuna, sul tetto dello stadio. Coco, Giovagnoli, Lupizzo, lancio, Fernandez non la prende, pallone che viene lasciato scorrere con Ferruzza più a sinistra. Il pallone era ormai destinato a uscire. Pronto il secondo cambio nel Geraci, entrerà Guadagnali per rinforzare l'attacco. Potrebbe uscire a questo punto Fernandez. Scalisi gira subito, Mantegna in anticipo, esce Passaro che se la prende. Proprio vicinissimo a uscire dall'area di rigore, quindi anche a rischiare. Si va con il cambio, entra Guadagnali per il Geraci, esce Ferruzza. I tifosi non hanno particolarmente apprezzato il cambio di Mirto, infatti anche noi avevamo ipotizzato l'uscita da parte di Fernandez, invece è uscito Ferruzza, più pericoloso. C'è anche De Morra a calciare, sfiora l'incrocio dopo la semirovesciata, va ancora vicino al gol Valentino De Morra, quello che sarebbe il primo con la maglia del Geraci, il primo in Italia. Terzo cambio nel Geraci, è pronto a debuttare Carlo Mannina, esce Diego Fernandez. Entra dunque Mannina, classe 2003, al debutto con la maglia del Geraci. Non giocava una gara ufficiale dal 12 novembre, quando vestiva la maglia del Fulgatore. La gara di Misilmeri pareggiata per 2-2 era il 12 novembre. Ha giocato anche con la Folgore Castelvetrano quest'anno in apertura, poi appunto il trasferimento a Fulgatore e infine quello a Geraci. C'è il 3-0 della Pro Favara contro il Casteldaccia, il gol di Erbini, Pro Favara 3, Casteldaccia 0, ha raddoppiato il Misilmeri con lo Gerfo contro il Mazzara, Misilmeri 2, Mazzara 0. Mannina è uno esterno sinistro, dunque non cambia nulla, anche in questo caso dal punto di vista tattico, così come per l'inserimento di Guadagnali al posto di Ferruzza. Il rilancio di Barbagallo, poco più di un quarto d'ora alla fine, la sponda di Guadagnali, pallone che arriva a Passaro. Nunes Correia, Lovico, il pallone passa, ancora Nunes Correia dietro per l'Oporto, cerca di proporsi l'oratorio marineo,
Coco perde il possesso, D'Agostino si accentra sempre di più, conclusione quasi lasciata lì al limite dell'area, e Girati a riprendersela. De Morra allarga per il nuovo entrato Giovagnoli, per un altro subentrato, ovvero Guadagnoli, cross respinto da Di Peri, rimessa laterale. Giovagnoli, c'è però un intervento falloso su di lui, potrebbe averla presa con il braccio. C'era l'assistente arbitrale lì vicinissimo alla situazione. Prestigiacomo, lancio lunghissimo verso D'Agostino, la presa di Barbagallo per far ricominciare subito i suoi. Mannina per De Morra, gira nella zona di Lopizzo. Giovagnoli, pallone per Fernandez, il controllo sul lato corto dell'area, cross pass ribattuto da Di Peri, calcio d'angolo. Corner, c'è De Morra a battere. Porta il suo mancino in mezzo, secondo palo, stava andando a staccare Lopizzo. Mannina, pallone proposto un po' così, riparte il Marineo, cerca di farlo in velocità, l'anticipo di Coco su D'Agostino, passaggio per Lopizzo, prova a sfondare, non passa su Mantegna, e allora se ne intervento provato da Giovagnoli, la riconquista Mannina, la alza, la protegge fino in fondo, la regala quasi a D'Agostino, che poi la colpisce con il braccio dopo il tocco di Coco. Punizione Geraci. Fernandez sbaglia il passaggio, poi Scalisi propone a destra, De Morra. Scalisi, cross in mezzo verso Giovagnoli, c'è Di Peri lì in zona, le va via Prestigiacomo, la tocca anche Di Peri Junior. De Morra, mancino in mezzo, colpo di testa di Guadagnoli, anche questa sfiorerà il palo. C'è stata una deviazione, calcio d'angolo, non vuole entrare questo pallone, o per Passaro o per l'imprecisione del Geraci. E parliamo veramente di poco, perché ci hanno provato prima De Morra, adesso Guadagnoli, e hanno sfiorato il palo. E giù Passaro, il portiere dell'Oratorio Marineo, sarebbe un problema in caso di infortunio, dato che il Marineo non ha riserve in porta. C'è un cambio pronto per Vinieri. Da capire se per la porta oppure per una mattonella in mezzo al campo. (3-0) Misilmeri, il gol di Federico. Misilmeri 3, ma 0-0. Intervento
che è arrivato dalla panchina del Marineo per soccorrere Francesco Passaro, ancora disteso sul prato del Trinità. Con il Geraci che dovrà battere un calcio d'angolo attualmente a Trapani. La situazione è sul 2-2 tra Accademia e Unitas Sciacca. Si rialza Passaro, tutto a posto. Si va con la battuta dell'angolo, cercato Fernandez sul primo palo, ripropone De Morra, c'è Guadagnoli, la prende lui, attaccato da Presti Giacomo, nessun fallo secondo l'arbitro, è rimessa laterale, altro giocatore a terra dell'oratorio marineo. E adesso l'ipotesi si può fare concreta, quella della perdita di tempo classica nel mondo del calcio per mantenere il risultato. Si rialza Mantegna, occhio a Guadagnoli che attacca, perde il pallone di Peri. Geraci si prende la rimessa laterale, la va a battere Albanese, vicino a lui De Morra, ne ha 3 attorno, lancio lungo di Scalisi, secondo palo, Fernandez non la colpisce benissimo, poi lo porto in anticipo a Passaro, nessun fallo su Fernandez, secondo l'arbitro lo ha commesso lui. Entra Amodeo nel Marineo e questo il terzo cambio di Vinieri al posto di Sené, che ha qualche battibecco con Scalisi, dato che Scalisi ha provato a velocizzare le operazioni dentro Amodeo. È una mossa decisamente difensiva perché esce la punta, entra un difensore. Marineo che vuole mantenere lo 0-0 per questo finale e ancora manca un bel po', meno di 8 minuti più recupero. Di testa Nunes Correia in 2 con Scalisi e Cocco, alla fine è fallo e cartellino giallo per Scalisi. 4-0 Pro Favara, il gol di Erbini contro il Casteldaccia. Pro Favara 4, Casteldaccia 0. Un pochino zoppicante d'Agostino. C'è la punizione per l'oratorio marineo. Sul punto di battuta c'è Mario Lovico, protagonista di recente nel torneo delle regioni con la rappresentativa della Sicilia Under 19. Il tiro di Lovico controllato da Barbagallo, che immediatamente rilancia verso la zona di Giovagnoli, non la prende, mantiene fuori velocemente il Geraci.
De Morra, Giovagnoli, l'attacco di Nunes Correia su Valentino De Morra, Staleno Pizzo decisamente più libero, calcia da fuori, pallone largo. Non va Passaro al rilancio, ci ha pensato Mantegna. Nunes Correia, la protezione di Peri Junior che tenta il sombrero su Scalisi. Intervento falloso di Morana, ammonito dall'arbitro. Stanno aumentando sempre di più i gialli. Nel corso di questo finale il Geraci non smette di attaccare, manca sempre una cosa, il gol. Scalisi, De Morra, sponda di Giovagnoli, Scalisi di punta Fernandez e passa in qualche modo Fernandez! Marcio Fernandez in continua difficoltà, Mirko lo ha tenuto in campo, lui ha fatto l'1-0 a 4 dalla fine. Mega abbraccio per il portoghese con tutto il sorriso del mondo e l'8º in campionato. 1-0 Geraci, una liberazione per il classe 2001. È stato anche fortunato perché il pallone lo ha toccato, poi c'è stato quel tocco che ha permesso al pallone di allargarsi per lo stesso Fernandez, che ha continuato a correre e alla fine ha battuto Passaro con un diagonale con il mancino. 1-0 per il Geraci. La resistenza del Marineo si è dovuta arrendere a 4 minuti dalla fine. E adesso da capire questo finale, perché il Marineo è sotto, cambia tutto. Cambio pronto per Vigneri, sarà il quarto. Si va adesso, esce D'Agostino, entra Di Maria. Entra un centrocampista. Marineo che in panchina non ha attaccanti. Cartellino giallo nel frattempo per un membro della panchina del Geraci. Il lancio lungo
Mannina di testa per Fernandez, il passaggio per l'ex Fulgatore, prova il colpo di tacco, lo porto, la tocca per ultima, calcio d'angolo. Battuta effettuata corta. Giovagnoli, calcio d'angolo. Saranno 5 i minuti di recupero. In mezzo a 2, prova Giovagnoli. De Morra di prima in mezzo, lo porta lontana. La prende Obonda, Mancino. Alla viva il parroco. Tanto per spazzarla. Marineo che ha fatto soltanto un tiro in questa partita con D'Agostino prima della fine del primo tempo, è finito oltre la traversa. Barbagallo non è stato mai impegnato nel corso del pomeriggio. La battuta della rimessa con il nuovo entrato Amodeo in 2, occhio a Mannina che sembra averla toccata con il braccio attaccato al corpo. Ancora Amodeo, classe 2005. La rimessa lunga di testa allontana il Geraci con Scalisi, allarga Guadagnoli, sale De Morra, chiama palla Fernandez al limite del fuorigioco. Schiatta Guadagnoli lungo la fascia, alla meglio sugli avversari, pallone in mezzo, raccolto da San Sardo. C'è Prestigiacomo a terra, il gioco continua. La conclusione centrale di Guadagnoli e Passero rilancia Coco a vuoto, Obonda di testa, l'attacco da parte di Peri Junior che se la prende, Mancino centrale per Barbagallo, l'occasione per Di Peri Junior. Adesso l'arbitro va a guardare le condizioni di Prestigiacomo. È finita nel frattempo a Favara, ha vinto la Pro 4-0 sul Casteldaccia. I punti della seconda in classifica passano da 65 a 68. Ma a prescindere da tutto, la Nissa è ancora aritmeticamente in serie D, dato il vantaggio per 1-0 sulla super giovane Castelbuono. Cambio pronto nel Geraci. Per Barbagallo questa è stata la prima parata nel corso del pomeriggio. 4-0 della Misilmeri, il gol di Logerfo. Misilmeri 4, Mazzara 0. È pronto anche l'ultimo cambio per il Marineo. Prestigiacomo non ce la fa, dunque si fa male per la seconda volta consecutiva dopo la partita di settimana scorsa. Entra al suo posto Antonino Di Peri. I Di Peri in campo adesso sono 3, di cui 2 fanno di nome Salvo. Dunque fuori Prestigiacomo per Antonino Di Peri. Il cambio nel Geraci, esce Valentino De Morra che ha sfiorato un gol in semirovesciata sullo 0-0. Al suo posto è entrato Bruno Reghini, cambio difensivo per Mirto. Siccome lui è in diffida, Mirto non lo ha voluto rischiare dal primo minuto oggi. Lui che da quando è arrivato dal Parnaíba, dal Brasile, è stato sempre titolare.
Oggi qualche scampolo in questo recupero. Teoricamente mancano meno di 60 secondi, ma si andrà oltre. Sponda di Giovagnoli, sale proprio Reghini. Posizione insolita ad esterno, cross passo, lo porta lontana. La prende il nuovo entrato Antonino Di Peri, ultimo tocco però di Reghini, pallone in fallo laterale. Pallone in mezzo al campo, alzato in aria. C'è il fischio però contro il Geraci e punizione per il Marineo. Altro cambio nel Geraci, e il quinto. Mirto di solito non arriva mai a 5, dunque segnale palese per prendere altri secondi. La battuta della punizione con Lovico, pallone in mezzo, esce Barbagallo che la trattiene. Sembra non esserci il quinto cambio per il Geraci, con Romero allontanato in prossimità della linea di centrocampo. Pallone verso Guadagnoli, raccolto da Passaro, ed è ufficiale il ritorno alla vittoria del Geraci dopo 3 mesi, e 1-0 all'Oratorio Marineo. Ha deciso tutto Marcio Fernandez a 4 minuti dalla fine, con un mancino in porta. Il Geraci dunque respira assolutamente tanto dopo avendo affrontato un periodo di 10 vittorie che sono mancate a causa di pareggi e sconfitte, detto diciamo in modo potenziale, dato che è stata una striscia lunga di risultati che non sono arrivati nonostante il gioco proposto dalla squadra di Gaetano Mirto. Adesso il Geraci può distaccarsi dal trenino che vuole evitare i play-out. Festeggia il Geraci 1-0 all'Oratorio Marineo, il gol di Fernandez all'86esimo, decisivo per una vittoria che rappresenta una bombola d'ossigeno gigantesca. L'Oratorio Marineo invece perde la chance di salvarsi aritmeticamente, e ciò che praticamente conquista il Geraci a 2 giornate dalla fine, anche se i giochi non sono tutti praticamente decisi nella lotta per la salvezza. Il Geraci giocherà a Casteldaccia settimana prossima, mentre l'Oratorio Marineo ospiterà in casa il Mazara 46. È tutto dal Santissima Trinità, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci. Aspetta,